Sono partita nel nuoto molto bene, diciamo, e sono riuscita a uscire seconda. Poi nella frazione in bici ho cercato di dettare il mio ritmo e infatti sono riuscita a raggiungere questa tentata fuga e sono riuscita a scendere in solitaria per poi mantenere la corsa. E sono molto soddisfatta, soprattutto anche perché un po' di stanchezza dall'Europeo di settimana scorsa ce l'avevo ancora, però sono contenta. Ora però Gara erano buoni, il nuoto l'ho fatto bene, sono uscito con i primi, poi in bici per il primo giro, quasi tutto il primo giro siamo stati in un gruppo unico, poi si è staccata una piccola fuga di 3 persone, io sono rimasto un po' attardato, però poi sono rientrato in zona cambio con circa 30 secondi sui primi. Poi di corsa ero molto stanco, però sono riuscito a dare tutto lo stesso e sono riuscito a vincere. Non è partita troppo bene, forse perché ero troppo tranquilla, non avevo quella grinta, infatti il nuoto è andato male, sono uscita abbastanza attardata, di solito esco più avanti. Però forse quello mi ha dato la grinta per andare a riprendere le altre, abbastanza in fretta in bici anche perché è la mia frazione migliore. E scese dalla bici siamo state davanti subito in 3, siamo state lì fino al primo giro di boa tutte insieme ed mi hanno alzato il ritmo un sacco, quindi è stata dura. È andata bene, il nuoto sono uscito un po' indietro, però in bici ho riuscito a riprendere il primo gruppo e dopo io e Lazzaretto abbiamo staccato il primo gruppo e noi due siamo andati in fuga via. Poi di corsa, dopo la prima discesa, ho riuscito a staccarlo ed sono andato via un po' e sì. Non pensavo che riesco a arrivare per primo, però bene. Sono partito in acqua in moto laterale e sono uscito diciamo quinto assieme ai primi. E in bici mi ha preso un po' di gente, però alla fine eravamo tutti lì in uno spazio di 30 metri più o meno. E invece in corsa ce la siamo giocata in 4 e alla fine è arrivato questo titolo alla fine. Sono partita con un nuoto abbastanza forte, ero prima fin dall'inizio e poi nella transizione dal nuoto alla corsa comunque ho preso un margine di vantaggio su tutte le altre e quindi sono uscita prima in zona cambio e ho fatto la bici da sola cercando di non farmi riprendere e prendere abbastanza vantaggio e poi sono scesa dalla bici abbastanza stanca, però ho cercato di mantenere un livello abbastanza alto di frequenza di corsa e poi ho cercato di mantenere il passo anche dell'altra ragazza che comunque mi ha superato fino alla fine. Bellissimo perché comunque premia tutto il lavoro fatto durante l'anno e soprattutto dei sacrifici miei ma anche dei miei genitori che mi accompagnano ogni giorno e mi stanno sempre vicino e poi anche degli allenatori che sono sempre presenti ma soprattutto anche dell'aiuto che anche il gruppo, la squadra mi aiuta un sacco. È una grande soddisfazione, soprattutto quest'anno che è l'ultimo anno junior, quindi l'ultimo anno che potevo essere campionessa italiana nelle categorie giovanili. È bello anche perché ti rendi conto che hai lavorato bene tutto l'anno, anche se c'è gente che ti dice ma non hai rimorsi, non devi rinunciare a certe cose così. Ma io mi diverto ad andare agli allenamenti e quindi poi arrivare qua e essere campionessa italiana dici sì, è giusto quello che sto facendo. Erano un paio d'anni che lo cercavo questo titolo e finalmente è arrivato, dai.